Quest'ora è un'importante campagna di sensibilizzazione destinata alle persone anziane per prevenire le truffe, che sono un problema insomma importante. Sì, è una campagna che non è rivolta solo alle persone anziane, è rivolta a tutti perché mira a informare su comportamenti da adottare per autodifendersi, ma comportamenti che riguardano tutte le persone, giovani e anziani, perché un cittadino informato e consapevole dei rischi che questa società presenta è un cittadino meno vulnerabile. La prima forma di difesa è proprio l'adozione di comportamenti virtuosi, attenti, consapevoli di quello che c'è intorno, e questo può portare a abbattere veramente la percentuale di delittuosità. Quest'ora perché è stata scelta la lingua friulana? È stato un incontro molto produttivo. Abbiamo pensato che per arrivare al cuore e alla testa delle persone, ecco, in questo caso soprattutto le persone anziane, occorreva trovare un modo alternativo, un modo innovativo di comunicare il nostro messaggio di sicurezza. E quindi dall'incontro con l'Agenzia regionale per la lingua friulana è nato questo progetto, tra l'altro portato avanti durante lo stato di emergenza Covid con l'ausilio di questi bravissimi attori che hanno creato dei messaggi accattivanti ma anche molto efficaci. Assessore è un progetto importante che è rivolto alle persone anziane, ma non solo, un progetto sulla sicurezza per prevenire le truffe, ma è stata scelta la lingua friulana per veicolare questo messaggio. Per quanto riguarda l'amministrazione regionale, questo progetto ha una doppia valenza. Da un lato quello di andare a intervenire su un fenomeno che purtroppo è sempre più frequente nel nostro territorio. Noi assistiamo da anni ormai a un calo dei reati generalizzato, con una controtendenza sulle truffe e sui reati informatici in generale. L'unico modo per combattere queste tipologie di reati è con l'informazione, con la cultura, creando cultura e dando quelle difese culturali alle persone per difendersi da questo tipo di violazioni. Farlo in lingua friulana vuol dire dare un messaggio in più, intanto dare un'importanza, una valenza specifica a una lingua che è importante per il nostro territorio, ma soprattutto anche dare la possibilità di avvicinarsi di più alle persone. Questa è la lingua che in Friuli si parla, che nelle famiglie si parla, e poter parlare quel linguaggio vuol dire riconoscere un valore istituzionale ancora una volta alla lingua friulana, ma anche entrare maggiormente nelle case delle persone. Presidente, com'è strutturato questo progetto? Mandi a tutti, sì, sinché in quest'ora proprio per presentare chi sbia il progetto. Questo progetto è strutturato in 4 video che rappresentano le situazioni normali, insomma, delle truffe, e vengono fatti appunto in friulano, è importante proprio per raggiungere quella fascia di età che è di madrelingua friulana, e quindi il messaggio è molto diretto, molto chiaro, e soprattutto speriamo che arrivi velocemente alla comprensione di chi appunto abita nelle fasce di età più deboli.